garantire i rientri in sicurezza. Siamo agli esteri. Per la prima volta tra Cina e Stati Uniti compare la parola guerra fredda. No allo scontro sulla pandemia, dice Pechino. La cooperazione è un bene per tutti. A far salire la tensione anche i nuovi scontri ad Hong Kong, dove la polizia usa le maniere forti contro i manifestanti anticinesi. La corrispondente Giovanna Botteri. La pandemia l'ha fermata per quasi 5 mesi. Ora la protesta torna in piazza ad Hong Kong, riesplode nel mezzo di una tensione fortissima fra Cina e Stati Uniti. L'Assemblea legislativa riunita a Pechino sta per varare una legge che autorizza le forze dell'ordine ad intervenire nella città a statuto speciale per difendere l'integrità nazionale dal terrorismo secessionista. La fine del principio un paese due sistemi e dell'autonomia garantita internazionalmente ad Hong Kong, secondo i manifestanti e secondo la Casa Bianca. Il movimento porta oggi contro il coronavirus quelle stesse mascherine che la governatrice definì illegali. La polizia interviene con idranti, cariche ed arresti, oltre un centinaio. Hong Kong, Taiwan, l'inchiesta sull'origine del virus, i dazi, le reciproche accuse di mentire. Stanno spingendo gli Stati Uniti e la Cina verso una nuova guerra fredda, dice il ministro degli esteri Wang Yi in una conferenza stampa in cui da una parte apre le indagini internazionali e dall'altra attacca chi accusa ingiustamente la Cina. E nel giorno in cui Kim Jong-un riappare con i suoi militari pronto, dice, ad aumentare la deterrenza nucleare, Pechino invita Washington a far ripartire il dialogo con la Corea del Nord.